Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. In questo video, penso l'ultimo video di giornata, non so se far uscire altri video, parleremo un po' della nazionale, che come sappiamo non possiamo dire altro, che sta vivendo un periodo brutto, ma brutto, da dopo la vittoria dell'Europeo 2021, è stato il 2021, ehm, non siamo riusciti più a continuare a vincere magari un trofeo, a fare andare bene in qualche competizione, e non arrivano calciatori nel giro della nazionale che possono diventare forti, cioè continuare il loro processo di talento, nel loro processo di crescita. Non arrivano talenti forti nel giro della nazionale, ma giocatori che non possono continuare ad esplodere nel giro della nazionale. Poi continuiamo a parlare della partita di domani sera, come si svolgerà questa partita. Secondo me sarà una partita bella intensa, come vi ho detto nel video di oggi dell'Italia, che secondo me andremo a vincere per poco, come è stata la partita del mese scorso, che abbiamo vinto 5-4. Secondo me la andremo a vincere 3-2, ma sarà poco, la andremo a portare all'ultima a casa, la andremo a portare non all'85esimo, in casa ai 3 punti, perché se, come ho detto, se vinci questa e la prossima, stai tranquillo che ai playoff tu ci vai. Però devi sperare ovviamente che l'Israele perde l'ultima partita. E poi vorrei fare un appello a Donnarumma, gli vorrei dire di non fare più paperate. Io sono sempre del parere che Donnarumma è un grandissimo portiere, però sono andato a rivedere il gol che ha preso nella partita di domenica o di sabato, non mi ricordo. È stato un gol bruttissimo che ha preso, una papera assurda, poteva semplicemente bloccarla così, non serviva un genio per bloccarla. Sarà stato un momento di distrazione, non so, credo che se avrà visto qualcosa, magari, non so. Poi vorrei fare un appello anche al centrocampo e a Gattuso, soprattutto partiamo da Gattuso. Gli vorrei dire che deve imparare a gestire la nazionale, nel senso che deve imparare a vincere partite senza cercare di non prendere gol, prendere il meno gol possibili. E l'appello al centrocampo che vorrei fare è quello di imparare meglio a gestire il centrocampo, e magari mettere qualche pallone sugli attaccanti. Magari abbiamo più Esposito che ha segnato, direi di, diciamo, non lasciare a fare il lavoro che dei centrocampisti a terzini o esterni di centrocampo, ma centrocampisti puri che il gioco te lo dovrebbero fare, centrocampisti offensivi, magari andare a mettere un 4-3-3 offensivo, con centrocampista offensivo, cioè Raspadori, e lo vai a mettere dietro alle ali, dietro la punta, che ti aiuta a
far entrare, aiuta Leale a far entrare l'attaccante in area e a fargli fare gol. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci ritroveremo penso domani in un prossimo video, lasciate un bel like, un bel commento e iscrivetevi al canale.